ricordo l'importanza di questa partita, perché se non sbaglio Portogruaro 10, Vittorio Vigo 5, posso sbagliare, e abbiamo appena sul noi sarà una molto dura con Portogruaro, ma vero che sulla carta, no? Vittorio si è la molto siamo qua, caro. Ciao Adri. Ringrazio la presenza di signor Piccolo Mauro, il presidente del SD Sumara, grazie di essere qua per noi, grazie Presidente. Allora, aspetta, vediamo se riesco a fare una cosa adesso. Io non meriteria il premio, so che fa le vite. un po' più avanti. Ricordo a tutti e mi raccomando, durante tutto l'incontro vediamo le distanze di sicurezza dello stadio della mascherina, anche allo stadio dello stadio. Speriamo che questa cosa finisca più presto, grazie alla collaborazione di tutti. Grazie. Siamo qua? Oh, tira mia portatevole. No, no, mi vado via. Mi vado via, vado anche via. Non parlate del Non lo so, è lo stesso vento di domenica. Domenica era vento. Vento buono. Fai buonata perché a me io so che la mai. Io ringraziare i governatori che vengono visite, il signor Ruda, ma soprattutto il signor Gabriele e il signor Nicodemo. Grazie per il loro servizio prezioso. Si dispone un attimo. Posso copiare? Qua. No, non vuoi dire niente. Veneto. Qua e questo qua così. No. Andrea, rispondi! Le immagini vi giungono dallo stadio Mecchia di Portogruaro per la 22esima giornata del campionato di Serie C femminile. Oggi è domenica 23 maggio e la partita che vedrete su questo canale YouTube Portogruaro contro le Torri sarà decisiva. Stiamo parlando di un incontro tra l'ultima in classifica e la penultima squadra appunto del campionato. Importante sia per la sua valenza in sé come scontro tra due formazioni in lotta appunto per la salvezza, ma soprattutto perché dal punto di vista delle Granata e anche da quello delle ospiti vicentine può dare la possibilità di scavalcare, nel caso del Portogruaro avvicinarsi nel caso delle Torri, all'Isera, squadra terzultima che appunto staziona a 11 punti, mentre invece il Portogruaro, in virtù della vittoria della settimana scorsa in Sardegna contro l'Atletico Ristano, ne ha 10.
Isera che oggi sarà impegnato in casa nella prima in classifica del Corte Franca, dunque avversario particolarmente ostico, anche a maggior ragione dal momento in cui la settimana scorsa il Corte Franca ha pareggiato contro il Brixen Ovi, dando modo al Trento, la seconda forza del campionato, di avvicinarsi a meno un punto. Dunque Corte Franca che non può sbagliare contro l'Isera, e Isera che in questo modo rischia, con dei punti da parte del Portogruaro, di essere scavalcata. Partita dunque importantissima già per queste motivazioni. Il Portogruaro viene da una vittoria convincente, quella contro l'Atletico di Oristano nella trasferta di Terralba la settimana scorsa, 4-0. Una vittoria che ha rilanciato le Granate dopo diverse sconfitte consecutive, soprattutto un segnale mandato a tutto il campionato e un segnale anche che le Granate devono raccogliere di fiducia in loro stesse, dato che hanno dimostrato di poter essere ancora in corsa per la salvezza. Le formazioni sono obbligate perché sono diverse le assenze sia da una parte sia dall'altra. Partiamo con Le Torri, che oggi deve fare a meno di una delle giocatrici più esperte, ovvero sia Daltoe, squalificata per 3 settimane, dopo che la settimana scorsa aveva detto qualche parola di troppo all'arbitro, che era stata appunto valutata dall'arbitro come offensiva. Formazione dunque delle Torri, disposta da mister Sartori con il 4-4-2, che possiamo andare a definire. Biondi in porta, Dalmolin, Rama, Antonucci, Calandra, Sambugaro, Urlando che sarà anche capitano, Caldaro, De Gregori, Magna Bosco, non c'è Bonvicini, sorpresa della vigilia, che parte dalla panchina, la numero 21, Bonvicini che sarà sostituita da Miotti, dunque Margherita Miotti, il 24, partirà dall'inizio. Portogruaro che risponde con un 4-4-2, anche nel Portogruaro ci sono diverse assenze, non ultima appunto quella di Capitan Novellino, che ha raggiunto con il giallo della settimana scorsa la somma appunto di 5 cartellini gialli, e dunque deve scontare una giornata di squalifica. Oltre a lei ci sono anche degli indisponibili per motivazioni fisiche dell'ultima ora. Spollero per esempio non può essere in campo, era titolare la settimana scorsa, in quanto ha riscontrato una distorsione alla caviglia durante la settimana. Al tempo stesso anche Matiz ci ha provato fino all'ultimo, ma non ce la fa, anche per lei un problema muscolare. E dunque formazione del Portogruaro che vede Comacchio regolarmente in porta, difesa 4 Patriarca a destra, al centro Volpato, però centrocampo a 4 Finotto sulla sinistra, Spinelli sulla destra, e questo rispetto alla settimana scorsa, Spinelli che era entrata nel corso a Terralba, dando anche l'assist Spinelli, oggi parte dall'inizio. Al centro Max e Gashi, nel centrocampo appunto per colmare la lacuna lasciato dalle diverse assenze. In attacco Gallo, confermato dopo la rete del campionato, la prima rete in stagione della settimana scorsa, e Rebecca Piemonte. Dunque un 4-2-4-4-2 a confronto, quelli di Portogruaro e Le Torri. Partita importantissima per determinare una differenza e un cambiamento nelle dinamiche della classifica. Se il Portogruaro appunto spera di poter avanzare in classifica superando l'Isera, dall'altro canto anche il Le Torri con una vittoria potrebbe avvicinarsi alle Granate e altresì all'Isera, nel caso in cui appunto questa non facesse punti a Cortefranca. Le prossime gare, ovvero le ultime 4 del campionato, vedranno il Portogruaro impegnato in partite contro formazioni già sistemate per quanto riguarda la classifica, in particolare il Vittorio Veneto e il Venezia. La penultima giornata di le Granate impegnate contro il Trento, potrebbe avere ancora delle possibilità di vincere, accedere alla promozione, e l'ultima partita in casa contro l'Interland Dublin. Sono
numero 11 all'ingresso in Sia, campo le formazioni, dunque partita numero 18 Forero, numero 3 Sovran Asia, delle tre. numero C'è stata 14 diversa Sovran tattica Zara, nel numero corri 15 per Luglio, poter tenere 16 seguita Baccariotto, la formazione numero 2 Piemonte, numero 12 Peretti, schiera numero 19 Lucchetta, numero 20 Vasti, rimasta allenatore di giorno, buone Moreno. buon segnale A anche tutti questo, voi buona partita e buona domenica. squadra di poter costruire con sicurezza nel momento in cui alle spalle appunto non sa di avere una difesa una difesa affidabile alle proprie spalle. Vediamo capitano di giornata Volpati con una Lasciamo un bel applauso, andiamo, partita dunque che si approssima all'inizio. Le Torri che ha questo nome da questa stagione fino all'anno scorso si chiamava Real Montecchio Maggiore ed è stata protagonista di diversi scontri con il Portogruaro sia nel campionato scorso ma anche in questo, perché le squadre si sono affrontate all'andata in terra vicentina con la vittoria per 4-0 delle Granata, e però anche all'inizio del campionato una delle primissime partite per una gara di Coppa Italia, all'epoca giocata nello stadio di Giussago, quello che figurava in casa all'epoca, che vinse 2-0 con reti di Feletti. Ricordiamo anche le sfide per la vetta della classifica l'anno scorso, quando le due formazioni militavano entrambe in eccellenza, appunto scontri che videro all'andata, sfida dicembrina, il Portogruaro prevalere in casa dell'allora Real Montecchio Maggiore, mentre invece al ritorno la squadra di Sartori rese il favore alle Granata vincendo nello stadio di Summaga di Portogruaro per 1-0 nella partita in cui tra l'altro si vide l'infortunio per Michele Minutello, che non è più riuscita a ritornare in campo a dare manforte alle sue compagne. Tutto pronto per l'inizio di questa decisiva partita, calcio di inizio dato in questo momento da Gallo per Gasci. È cominciata dunque la partita tra Portogruaro e Le Torri. Furlanis subito con una finta a centrocampo prova a mandare in profondità Finotto, il rinvio da parte della difesa delle vicentine con Dalmoline che ha rinviato lungo, serie di colpi di testa, poi ancora Furlanis che oggi, come dicevamo, retrocede a centrocampo per la mancanza di diversi interpreti. Attenzione proprio alla palla in profondità per Spinelli, prova a controllare, spara la porta in lotta con la diretta marcatrice, anzi no, arbitro, ricordiamo che è Riai, sezione di Lover, provincia di Bergamo, sarà lui a dirigere questa delicata sfida. E appunto vediamo confermate sostanzialmente le indicazioni riguardo i moduli. Attenzione al colpo di testa di Furlanis, può servire Finotto, in profondità, Finotto col sinistro, primo tiro in porta per il Portogruaro dopo pochi minuti. Nel colpo di testa di Furlanis, via di Biondi, controllato da Asia Sovran in rimessa laterale. Nel dietro per Sovran, pisce in pieno il numero 8 ospite, specie Antonucci di Prima Piemonte, che ritorna dopo tanti anni nella sua posizione di attaccante, nel quale aveva giocato nei giovanili del Cavagnaco. Qui fermato il gioco da parte dell'arbitro per un fallo su Gasci, anche lei è tornata titolare dopo tanto tempo la settimana scorsa a Terralba. Centrocampo quest'oggi portogruarese Doc con Gasci e Furlanis, e ora Furlanis proprio che si incarica della battuta di questo calcio di punizione. Si prepara lei con il pallone in profondità, area affollata, Gasci forse controlla col braccio, infatti così fischia Riai, calcio di punizione. Portogruaro che ha cominciato con un piglio deciso, e ricordiamo che mister Morettin ha diverse frecce al suo arco per quanto riguarda la panchina, perché non solo Matic è senz'altro una risorsa per la seconda parte di gara, ma c'è anche Battagliotto che oggi ritorna a disposizione e sarà
probabilmente utilizzata a gare in corso con i suoi strappi sulla fascia, potrebbe fare la differenza. Ora vediamo, avanzata delle Torri, prova questa giocata veloce, ora Antonucci prova a controllare sul sovran, l'ultimo tocco è della Vicentina, messa laterale per il Portogruaro, riparte dunque dal basso, Finotto confermata la fascia di destra dopo la grande doppietta della settimana scorsa. Lei, Furlanis, è stata protagonista di una grande prestazione, intera sarda, partita quella intera sarda che ha dato speranza al Portogruaro, che cercava di deprimersi dopo la sconfitta in casa, lo ricorderete, la settimana scorsa, anzi 2 settimane fa, contro l'Isera, sconfitta veramente sfortunata. Portogruaro che accumulò diverse occasioni, colpì anche un palo con Novellino, poi venne punito a pochi minuti dalla fine su una situazione tra l'altro dubbia. Oggi comunque tutta un'altra storia, il Portogruaro vuole i 3 punti, così come il Le Torri, partita tutta da seguire. Chiarotto, lancio lungo a cercare Gallo si lancia in profondità a Finotto. C'è anche Piemonte, palla per Finotto, 1 contro 1 con Dalmolin. Finotto attende, 1-2 con Gallo che si chiude, ancora Finotto, tocca indietro, è fuori gioco? Anzi, l'assistente, ecco, è stato fischiato adesso, l'introduzione del gioco, l'assistente aveva segnalato appunto la posizione di offside da parte di Finotto, che sullo scambio con Gallo era finita in fuorigioco, dunque calcio di punizione, ci ha messo un po' l'arbitro, si vede che comunicazione ha ritardato un po' con il suo assistente. Biondi si incaricherà del calcio di punizione. Abbiamo il tentativo di Beatrice Urlando, recupera il Portogruaro, regolare il pallone per Furlanis. Il pallone è buono per lei, leggermente lungo. Blocca Biondi, ma Furlanis al centro del centrocampo sta dimostrando di saperci stare come. Ha dimostrato ispirazione con diversi passaggi ispirati per suoi campi. Ora Gashi interviene, centrocampo, schiato fallo però da parte del direttore di gara. Calcio di punizione, prova a salire il Le Torri. Torri appunto che deve fare a meno Chetti Daltoe, l'abbiamo vista in tribuna poco fa. Daltoe che tra l'altro è anche una delle migliori marcatrici delle ragazze di Mister Sartori, con 2 reti all'attivo. L'altro una potete andare anche a rivedere, bellissima, contro il Vittorio Veneto. L'avete fatta rientrando dall'esterno del campo verso l'interno, calciando una parabola che ha sorpreso il portiere, veramente un gran gol in quell'occasione. Rilancio di Comacchio, cercare Furlanis, il suo colpo di testa, ma la chiusura parte di Antonucci, mettere in rimessa laterale. Furlanis, Spinelli alle spalle di Lama, Spinelli, superata la difesa, ma c'è il grande ritorno da parte di Dalmolin, rimessa laterale. Così, dai, 13! Tutta la rimessa, Piemonte torna da Sovran, mette in mezzo, buono il pallone, colpo di testa da parte ancora di Dalmolin, sarà calcio d'angolo, il primo per il Portogruaro, che ha cominciato decisamente in avanti questa partita, e ora con Furlanis batte il suo primo calcio d'angolo della partita. Tutto il Portogruaro nella metà campo delle Torri, è pronta Furlanis, dispone metà uomo, metà zona e Le Torri, parte il traversone, in mezzo la mancano tutti, poi il pallone che arriva a Piemonte, il sinistro, lontana la difesa delle Le Torri, lanciato in avanti a cercare Sambugaro, ma ha recuperato la difesa del Portogruaro, ora con Volpatti, porta sul pallone, la profondità cercata per Finotto, ma ha capito tutto urlando, ancora il capitano delle Le Torri, ragiona, larga sulla destra dove c'è Rama, si
calci di Gallo su Rama, profondità, riesce a tenere in campo il pallone Magna Bosco, rimessa laterale, ancora per il Portogruaro. 4-4-2 confermato dunque da Moreno Meretina dopo le ultime uscite, modulo solido che ha permesso al Portogruaro di limitare anche le reti rispetto alle ultime uscite. Qui Cherot non riesce a anticipare, ma c'è Volpatti alle sue spalle. Tocco su Patriarca che oggi gioca esterno di sinistra, a giocare sia centrale, abbiamo vista sia da centrale sia da terzino in queste uscite. 2 settimane fa è stata la terza della difesa Atra, si è ben comportata in quel caso. Oggi terzino sinistro. Messa laterale ora per Le Torri, ritmi lenti fino adesso, ma prevalenza territoriale del Portogruaro, senza l'ispirazione del suo centrocampo e anche alla velocità del suo attacco con Finotto e con Spinelli. Ora non c'è profondità proprio per Finotto, attenzione, deve andare l'1 contro 1 con Dalmolin, che però chiude bene con il colpo. Torna indietro da Biondi, deve giocare coi piedi il portiere. Il lancio proprio a cercare Urlando, però fischiata l'interruzione del gioco. Una giocatrice a terra per il Le Torri. Forse proprio Dalmolin. Beatrice Urlando che ha toccato il pallone poco fa, la ricorderete per un appello, una lettera diffusa attraverso diversi siti che si occupavano di calcio femminile a dicembre 2020, quando ancora non c'erano delle prospettive chiare per il proseguimento del campionato. Beatrice Urlando si espresse in prima persona, ci mise la faccia, disse che appunto non c'era abbastanza sicurezza, all'epoca le formazioni non erano obbligate a fare i tamponi, la sua posizione evidentemente fu accolta, tanto che poco dopo il campionato fu bloccato, presa di posizione che fu appoggiata da molti, quella di Beatrice Urlando, importante. Doppio colpo di testa che favorisce l'intervento di Furlanis. Patriarca, Finotto. Torna da Patriarca, si inserisce Gasci, preferisce però ragionare. Patriarca, pericoloso qui il pallone. Ha recuperato la numero 8 Antonucci, in profondità. Però il pallone. Rischioso questo passaggio orizzontale, poteva innescare il contropiede del Le Torri. Il pallone in profondità per la nuovatrice Sambugaro. Non è riuscita. Ancora Urlando, in anticipo al centrocampo, 2 volte, Sambugaro in profondità, cercava la corsa di un suo compagno ma Comacchio bloccato col tetto da Volpatti. Sovran, cercava Spinelli, deviazione che però permette al Portogruaro di ripartire con una rimessa laterale. E dunque la fascia destra del Portogruaro che è molto giovane, come interpreti di giovane età, ma vediamo adesso avanzata da parte del Le Torri con questo esterno di Urlando in profondità a cercare Antonucci, pallone troppo lungo, può difendere Sovran. Se dicevamo appunto saranno sia Sovran classe 2003 e Spinelli anch'essa classe 2003 a portare avanti l'azione sulla fascia destra per il Portogruaro. Scelta da parte di Moretin di dare fiducia al numero 11 dopo la buona entrata in campo di settimana scorsa. Tra l'altro in panchina per il Portogruaro è rientrata anche Feletti dopo tanto tempo. Difficilmente la vedremo in campo, Dai, su! ancora reduce appunto da gravi infortuni. Importante in ogni caso la sua presenza per il morale. Attenzione a Furlanis, ci chiede un pallone interessante, non serve le sue compagne che stanno andando in profondità. Ma però Urlando passano molti palloni per i suoi piedi. Chiarotti in anticipo, riesce a trovare anche Finotto. Gasci si lancia in profondità tra attaccanti del Portogruaro. Ecco il pallone per Gallo. Gallo sola. Gallo vince il contrasto. Il pallonetto. La sfera arriva a Finotto, porta vuota e c'è il gol. Finotto. Che risultato al 12° minuto.
segnato Finotto, dunque altro gol da parte di Finotto. Dopo i 2 segnati a settimana scorsa, terzo gol, 2 partite per lei, al 12esimo sblocca la gara, suggerimenti in profondità di Gashi, buono per Gallo che ci ha creduto, evitato l'intervento in uscita di Biondi e ha servito Finotto che a porta vuota ha avuto vita facile. 1-0 dunque per il Portogruaro, gara che si mette in discesa per le ragazze di mister Morettin, attendendo buone notizie anche da Cortefranca. Ancora Furlanis, porta indietro, giocato per Comacchio, il lancio è lungo, difficoltoso questo possesso palla difensivo del Portogruaro, però ne esce bene Finotto. Gallo in ripiegamento, ancora Finotto, Gallo e Patriarca. Gallo guarda attorno, squadra delle Torri che subisce diversi gol ma ha dimostrato di avere anche un attacco prolifico. Queste volte nonostante appunto diversi gol ha gonfiato dunque attacco che può sempre creare pericoli. Colpo di testa qui di Sovrano con buon tempismo, recuperato però Urlando che non si intende con la sua compagna Sambugaro. Allora recupera ancora del Portogruaro solo per un attimo però. Urlando, portare avanti il pallone, salta Furlanis, può saltare anche Sambugaro, alla fine rimane preda del centrocampo Granata. Rama scambio qui con Urlando, esce bene il suo grande. Gashi, Jonas, Chiarot, lancia la corsa di Spinelli, può andare Spinelli, contro Dalmolin, sono in mezzo 2 giocatrici, chiude però Antonucci, stava rientrando, cioè in mezzo Gallo e Piemonte che sono il pallone, secondo calcio d'angolo per il Portogruaro. Ancora Furlanis alla battuta. Portogruaro che lo dicevamo ha cominciato meglio questo incontro, ha sbloccato con Finotto, già protagonista all'inizio dopo nemmeno un minuto con il primo tiro in porta della partita. Una bella azione comunque quella del Portogruaro, qui toccano la palla sia Gashi sia Gallo, assist per lei che restituisce il favore a Finotto che la settimana scorsa aveva dato il pallone del 2-0. Parte della versione di Furlanis in mezzo, non trova nessuna giocatrice del Portogruaro. Patriarca qui è in anticipo sulla numero 32 Magnabosco. Asia Sovrano. Si abbassa Furlanis, il lancio però era per Spinelli che però era in posizione irregolare al momento del passaggio. Qui c'è un fallo, centrocampo su Gallo, anche qualcosa da ridire. Bene male, bravo Vale! Vai Gio! Subito, attenzione! Irregolare, non il Gallo, suo tiro è finito alto. Si è armato il gioco, attenzione battuta velocemente da Portogruaro, un effetto sorpresa. Nel frattempo scuse tra Gallo e Caldaro, chiarimenti tra le due. Dopo l'intervento del numero 18 di prima. Fuori gioco dunque di Finotto, che viene da parte di Dalmolin. Antonucci, Spinelli non riesce però a recuperare. Sale il Torri, Miotti, Margherita Miotti che appunto sostituisce Bonvicini che lui ha avuto anche lei un infortunio, non ce l'ha fatta. Parte dal primo minuto Margherita Miotti, classe 99, ancora 0 gol per lei. Bonvicini che invece è la miglior marcatrice delle Torri, 3 gol, altrettanti ne ha segnati Beatrice Urlando. Pallone in profondità, è importante però dalla difesa del Portogruaro. Comacchio blocca, si
può ripartire in difesa, Volpatti. Fa vedere Furlanis, Sobrano. Torna proprio da Furlanis, al centro del campo. Brava Giorgia! Rama, anticipa su Spinelli, sale lei. Scambio al centro, lancio in profondità. Non trova però, la fattispecie era stata Calandra. Calandra aveva provato il suggerimento. Non trova nessuno però. Allora Portogallo che può ripartire dal basso. Ancora con Comacchio. Un po' di testa. Attenzione a Furlanis. Spazio per pensare. Muovono le ali del Portogruaro. Spinelli servita, ma Dalmolin precisa nella chiusura. Spesso abbiamo visto Dalmolin correre a chiudere delle falle in difesa. In questo inizio, ma le ali del Portogruaro finora hanno creato molti problemi, hanno fatto la differenza e Finotto ha sbloccato il minuto 12esimo. Qui problema in profondità per Gallo che prova a controllare, esce bene qui la difesa delle Toni che prova a concedere rimesse laterali in posizione avanzata per il Portogruaro. Asia Sovran si incarica della battuta, movimento del reparto offensivo del Portogruaro. Furlanis cerca Spinelli, una buona idea, Rama però il vantaggio ma deve concedere calcio d'angolo. Calciangolo per il Portogruaro che senza strafare sta mettendo il proprio marchio finora sulla partita. Presenza offensiva del Portogruaro notevole, questo è già il terzo calcio d'angolo in poco meno di 20 minuti. Furlanis manca il cross. Vediamo se stavolta qualcuno riesce a prenderla di testa. Parte opposta, Chiarot sfiora soltanto. Patriarca può rimettere in mezzo. Ecco il controcross. Indietro la difesa. L'ultimo uomo Piemonte. Finestra in gioco. Nulla da fare dunque. Spiegazioni a Furlanis e Piemonte. Non è dato la numero 8 che stava rientrando dopo aver battuto il calcio d'angolo. Proprio Furlanis qui sfiora ma non riesce a direzionare verso la sua compagna. Magna Bosco però non riesce a controllare bene. Chiarot di testa, chiamata 2 volte all'intervento. Momento di lotta in mezzo al campo. Qui Orlando toccato per Calandra. Ha perso il pallone però il Torri. C'è spazio per Spinelli che cercava Piemonte in avanti. Però la difesa. Colpati di testa qui. Si innesca una lotta che Gashi riesce a sanare, ma poi la Chiarot potrebbe mettere in difficoltà la difesa del portiere colpo di testa. Era stato però di un attaccante delle Torri, ha bloccato Comacchio. Furlanis. Quindi lei è da iniziare l'azione. Colpati. Ancora Furlanis, c'è poco movimento in avanti per il Portogruaro. Ragazzi. La fallo di mano da parte di Orlando viene assegnato l'arbitro, il signor Riai, calcio di punizione. Il Portogruaro. Lancio probabilità ancora di Gashi. Finotto che può andare contro Dalmolin. Un anticipo. Del 2-0. Solito asse. Gashi Finotto. E al 21esimo il Portogruaro raddoppia. Presa ancora in controtempo. La difesa delle Torri. Finotto che va a segnare così il 7° gol in campionato, capocannoniere delle Granata. Aurora Finotto, decisiva finora, numero 7, presa in controtempo la difesa delle Torri. In questo suggerimento profondo la corsa di Finotto sta spaccando in due questa partita. 2-0 per il Portogruaro, al 20esimo, era proprio quello che ci voleva. Le ragazze di Mister Moretin. Nel frattempo aggiornamenti degli altri campi stanno
pian piano delineandosi. Spal sta vincendo 2-0 contro il Vittorio Veneto, il prossimo avversario del Granata. Non si sa ancora il parziale tra Cortefranca e Isera. Se però che il Padova sta pareggiando 1-1 in casa con l'Atletico Oristano. Anche l'Inter sta vincendo 1-0 contro il Venezia. L'Inter che sarà l'ultimo avversario che porterà una partita finale del campionato, forse sarà decisiva. Attenzione all'avanzata da parte delle Torri. Arriva, si è sovrato, mette in rimessa laterale 2-0 per il Portogruaro. Sono passati 23 minuti dall'inizio della partita. Portogruaro che in questo momento sta salendo a 13 punti. Beatrice Urlando qui è fermata spazio davanti a lei. Nuovo Piemonte, muove anche Gallo, la porta Spinelli, vediamo se si accentra. C'è spazio per lei al centro. Spinelli ha fatto tantissimi metri con il pallone ai piedi. C'è Gashi, tutta sola Gallo sulla fascia opposta. Pallone per lei, troppo lungo poi. Controllare Biondi. Controllare che quando parte in profondità fa veramente male. La corsa dei suoi esterni e anche della sua punta riescono spesso ad andare con i lanci appunto del centrocampo composto da Gashi e Furlanis oltre la linea di retroguardia delle Torri. Furlanis molto versatile, la settimana scorsa ha giocato un'ottima partita al centro dell'attacco, procurandosi anche un rigore segnando. Oggi sta dando fosforo al centrocampo. Attenzione per Piemonte che può andare sola contro Biondi e il pallone è alto. Prima Piemonte, il pallone sul destro, messo alto tu per tu con Biondi, uno scambio ottimo con Gallo. Metti alto, occasionissima per il Portogruaro. Non ci sono ancora invece occasioni da segnalare per le Torri. Rinvio che sarà battuto dal Molin, probabilmente per avere una gittata più lunga. Eccolo qua il pallone, Urlando, qualche difficoltà nel controllo. Furlanis chiedono la mano alle giocatrici vicentine ma è tutto regolare. Sovrano Piemonte, Gashi, attaccata, c'è un fallo, sembra il gioco l'arbitro, diverse spinte per lei e Magna Bosco alla fine, faccio punizione per il Portogruaro. Sono porto qua. Batte Furlanis, qualche segno di nervosismo nell'occasione da parte di entrambe le giocatrici. Furlanis dispone l'arco offensivo del Portogruaro. Ecco il pallone in profondità, tocco però all'indietro, costringe Biondi a giocare coi piedi, ma non c'è pressione da parte delle giocatrici del Portogruaro, dunque comoda la presa delle portiere che rinvia. Vai, Grande anticipo, non perfetta poi Spinelli, non riesce però a direzionare né per Gallo né verso la porta. Il gol finora solido, il Finotto non riesce però a controllare, lancio di Antonucci, leggera di azione, Sovran resiste, infatti rinvia ma c'è l'opposizione da parte di San Bugaro. Mette in rimessa laterale, il Portogruaro si alza il baricentro adesso delle Torri, prova ad andare a pressare, ancora Volpatti, è pressata al centro chiarato da Magna Bosco, allora sceglie il Sovrano, lungolinea il passaggio, uso da Antonucci, anche lei rientrante da un infortunio, vedete con una fasciatura sul ginocchio sinistro. E non è l'unica, avere a che fare con un guaio al ginocchio. Ricordiamo la disponibilità, oltre ovviamente di Dal per squalifica, anche quella di Rigon, ha giocato
comunque in questo campionato. Sì, numeri Poi al crociato per lei. Ora rimessa laterale per il Le Torri, posizione avanzata, prova a costruire, siamo alla mezz'ora ormai di gioco. Urlando, sempre lei in possesso di palla quando attacca il Le Torri, pallone però toccato da Finotto, può partire il contropiede del portiere Gallo però, vede un po' il pallone, però poi lo ritrova. Gashi, vediamo chi sceglie, il pallone basso per Finotto. Ragiona, non c'è fretta per il Portogruaro sul 2-0. Scambio tra Finotto e Patriarca. Gallo chiede l'1-2. Finotto. Gallo però retrocede da Gashi che lascia un po' passare il pallone. Attenzione al recupero da parte del... Non trova però la sua compagna, il numero 24 Motti. Portogruaro che riparte con Volpati della difesa. Altro lancio in profondità. Cercare Piemonte. Con un inizio difficoltoso, il Le Torri sembra aver preso le misure all'attacco del Portogruaro. Attenzione al pallone deviato, Calandra aveva provato battuta veloce. Gashi, pericoloso, lancio raccolto da Antonucci, sovrano su di lei. Antonucci però l'ultimo tocco è suo, anche un gesto di nervosismo da parte di Antonucci. Quello che è riuscito a prendere vana questa minaccia. Furlanis si accentra in mezzo a due, riesce a mantenere bene il possesso del pallone. Gran pallone Spinelli, da spazio oltre la difesa. Spinelli in mezzo due volte, forse un tocco di mano, fa correre l'arbitro. Ancora il capitano però del Le Torri anticipato da Furlanis che si prende anche il fallo. Grande prestazione anche quest'oggi di Giorgia Furlanis in combinazione con un'altra veterana granata come Gashi, che va a battere il calcio di punizione, a cercare il Finotto. È buono il pallone. Finotto se la deve vedere con De Gregori. Finta di Finotto sul destro, troppo lungo sulla fascia opposta. Spinelli deve vedersi è un duello acceso quello tra Rama e Spinelli, anche combattuto. Entrambe si stanno dando molto da fare. Palla in profondità, non c'è solo Chiarotte, si affida a Furlanis. Torna su di lei Samugaro, ma Furlanis è sicura, fa girare il pallone in difesa dove c'è Patriarca. Finotto deve retrocedere, va in profondità la sua compagna Gallo e Gashi, sono probabilmente intese giocatrici granata. Comunque un buon Portogruaro fino adesso, convincente, un buon possesso palla, gioco strutturato, qualche incertezza ogni tanto, ma sempre segnale di volontà di voler giocare il pallone. Qui Patriarca si porta il pallone in rimessa laterale. In caso anche gli errori tecnici sono comunque dei segnali di una volontà di voler giocare sempre il pallone a terra. Attenzione a Volpati che però deve vedersela con la sua diretta avversaria. Via! Finiscono a terra entrambe, la palla è bloccata da Comacchio, non c'è nulla secondo l'arbitro. C'era. È occasione da Moviola al 31esimo. L'intervento di Volpati che è caduta a terra insieme a una giocatrice delle Torri. Va bene. Incrocia buona parola. Qualche dubbio nella circostanza, ma l'arbitro era vicino e ha segnalato il proseguimento del gioco. Ora Biondi andrà al rinvio dal fondo, quello che probabilmente si ripeterà spesso in questa partita, quello tra Volpati e la numero 13 Valerio Samugaro, che prima appunto è finita a terra insieme al difensore Granata. Samugaro anche lei da diversi anni corte di Mister Sartori, che sostituisce il capo di Borghini e tanto è non facile, una veterana come lei
giocatrice versatile, può giocare anche a centrocampo. Sovran. Brava, rimessa laterale in posizione avanzata. Sperone Piemonte. Palla è ancora giocata da Sovran. Gashi. Portugallo in avanti. Furlanis. Furlanis punta la porta. Furlanis va a scendere su dal Molin. Evita l'intervento. Furlanis perde qualche momento. La palla in mezzo per Finotto che controlla. Era tutto fermo. Va bene, Gio, va bene. Brava, va bene, va bene. Troppo di mano. Difficile, si tratti di fuorigioco. Tutto annullato dunque. Deve essere un'occasione molto interessante per il Portogallo, ancora una volta con Finotto protagonista. Finotto che per il momento sta decidendo la partita con la sua doppietta, con la sua pericolosità. Lascia larga sul Sovran. Tocca largo per Spinelli. Tunnel! Numero di Spinelli. Questo è segnale anche di una certa tranquillità. Le granate hanno raggiunto in virtù del risultato. Le vede in vantaggio per 1-0. Patriarca che è uscita bene. Lascia a Gashi. Tutte pronte a partire le attaccanti del Porto. Lancia la novità, è per il Gallo. Numero 9, protegge il pallone dall'attacco di Dalmolin. Riesce a girarsi. Tocco per Piemonte. In area Piemonte. Non riesce il tiro, poi Spinelli. Blocca. Però Biondo. Ed è normale che ci sia anche della tensione, quantomeno all'inizio della partita ci fosse tensione. Giocatrici giovani come appunto Sovran, ma anche Spinelli, vista la posta in palio della partita. Ma il risultato sta dando ragione al Portogallo. Ora Finotto, dentro per Gallo, c'è molto spazio per lei, posizione irregolare. È tutto fermo. È stata buona l'intuizione di Finotto. Gallo che per adesso sta giocando molto in appoggio, grazie alla sua qualità tecnica riesce a mettere le sue compagne nella condizione di poter andare in porta. Nel frattempo ci è arrivata una notizia che sarà positiva sia per il Portogallo sia per le Torri, perché il Corte Franca vince 2-0 sull'Isera. E ora abbiamo la diretta con Spinelli che mette in mezzo, sulla fascia opposta c'è Finotto, controlla il pallone ma deve uscire dall'area, larga per Gallo che cerca di aprire il pistone, esce la sfera, vince 2-0 il Corte Franca dunque, quando si approssima la fine del primo tempo, ed è un risultato pesantissimo, tanto quanto il 2-0 che sta maturando qui al Mecchia. Furlanis interviene sul rinvio di Biondo, ancora Spinelli. Spinelli recupera il pallone su Rama, poggia Furlanis, cross in mezzo, lottano le giocatrici delle due squadre, si alza un pallone a campanile, sfera che sembrano avere padroni, perché è fischiato un fallo in attacco per il Portogruaro. Sta salendo la prestazione di Spinelli sulla destra, dopo il tiro in porta. Un po' di minuti fa ha acquisito fiducia, ora una spinta dalla parte della numero 10 Calanda, palla che rimane in possesso del Portogruaro, col fallo su Gashi. Ritmi lenti che favoriscono giocatrici tecniche come appunto Gashi, ma anche come Furlanis, che hanno spazio per poter pensare e giocare, i piedi sono molto educati, come in questo caso. Lancio per Finotto preciso, il tocco di primo di Finotto per Gallo, che allunga per Spinelli, e poi il pallone destro, grande occasione, grande occasione per il 3-0, buona l'azione. Gashi, Finotto e Gallo, e lo dicevamo, la tecnica, le giocatrici avanzate del Portogruaro sta mettendo nelle condizioni Finotto e Spinelli di poter correre verso la porta. Ora Sovran, anche lei recuperatissimo, Spinelli in posizione regolare, controlla bene, parte traversone, Mulato,
ancora Portogruaro, Furlanis, pensa al tiro, Furlanis si rompe un po' il pallone, rimessa laterale però, per il Portogruaro che rimane in zona avanzata. Non sprechiamo tanto! 7 minuti alla fine. Recupera giù. Piedi, piedi! Con calma il Portogruaro, Furlanis, Sovrano. Altra rimessa laterale, vicina a metri il Portogruaro. Azione rugbistica. Non abbiamo fretta noi, Recuperiamo. Tiratissimo il suo centrocampo. Furlanis lascia. Colpati lancia lungo. Pallone che arriva a Furlanis. Spinelli ancora. Vediamo se in posizione regolare. Sì. Riesce a mettere in mezzo. Prima col pallone esca. Grandissima impresa balistica di Albulé Nagashi. 3-0. Chapeau. Chapeau, tutta la panchina in piedi. Gol da brividi. 3-0 per il Portogruaro. Ed è un gol che mette grossa firma del Portogruaro sulla partita. Abbraccio con mister Morettin, e non è un abbraccio casuale. Mister Morettin che è succeduto a un altro moreno, Tomasello, poche settimane fa. Oggi non sta bene, le anni. Questo è un gol che è tutto dedicato a lui. 3-0. Gol capolavoro di Gashi. Cross di Spinelli, lo dicevamo, stava diventando una spina nel fianco, lì sulla destra, giocando anche un po' col suo pallone. E questo cross, servita tra l'altro bene da Dai che Furlanis. facciamo il quarto! Appunto questo gol è stato anche merito suo, dato che il cross era ben calibrato. Questo merito di Gashi che sta giocando una buona partita a centrocampo. E ora Portogruaro che rischia di dilagare. Attenzione, ancora Gashi. Furlanis controlla con calma, appoggia a Patriarca. Finotto lo decide, cercava Gallo dentro, però ormai in scioltezza, urlando. Esce le torri, è pericolosa questa azione. Attenzione alla finta da parte del numero 32 Magnabosco. Asia Sovran, il giovane Portogruaro sulla destra. Sia lei che Spinelli alla lunga sta vincendo la partita con Rama che in questo momento aveva la palla, pochi secondi fa aveva la palla sui piedi. Dan Molin prova a portare su lei, urlando, controlla, salta Spinelli, buono il pallone per il numero 8 Antonucci, profondità cercata per Sandugar, una volta però troppo lungo, con macchina in anticipo. Guardate che finora sta dicendo la propria, grande decisione, 3 gol dopo i 4 segnati la settimana scorsa. Vai, ci deve, non costa! Vai adesso! Spinelli non era facile questa lancia. Rimessa laterale in zona avanzata, quando ormai mancano 4 minuti alla fine del primo tempo. Guardate che vince per 3-0 finora con la partita in mano. Gashi lottano, riesce alla fine Calandra a subire anche fallo. C'erano già state scintille tra le due poco fa, l'avevamo visto. Entrambi numeri 10. Calcio di punizione per il Le Torri. Vedremo se ci sarà recupero, ma visto l'andamento della partita piuttosto lento,
dovrebbero Brava, recuperare. Il colpo di testa qui di Sovrano ancora una volta con i tempi giusti. Rimessa laterale per il Le Torri che prova a chiudere in avanti, prova a riaprire la partita. Sale Rama a vedere gli attaccanti. Chiarot però, ieri in anticipo ancora Rama. Infatti non riesce a controllare Masali, non sei. la numero 13, in particolare Sambugaro, però era finita in fuori gioco. Sambugaro finora ben limitata. L'attacco Granata, lei come suo compagno di reparto Magna Bosco sono ancora riuscite a creare problemi. Magna Bosco, 2 gol finora per lei in campionato. Rinvio di Comacchio, colpo di testa di Urlando, altro colpo di testa di Sovran. La Magna Bosco deve proteggere il pallone dalla salto di Gasci. Antonucci, c'è calcio di punizione per il Le Torri, una posizione interessante. Le Torri che si affida, o almeno prova con degli episodi a incidere dalle parti di Comacchio. Ora calcio di punizione, Antonucci sul pallone, Laura Antonucci, il suo primo gol in campionato, parte il tiro ma blocca con sicurezza Comacchio quando entriamo nell'ultimo minuto del primo tempo. Furlanis recupera però comandare in porta Magna Bosco, al buon anticipo di Chiarot. Finotto, non c'è fretta, sulle spalle Patriarca. Furlanis contro Urlando, slalom di Furlanis eccezionale, che torna sui suoi piedi. Sovrano, Spinelli dentro, Gallo, ma il pallone è sempre del Portogruaro, è stato rinviato da Caldaro in rimessa laterale. Portogruaro che questi ultimi secondi si ripropone in avanti. Gallo ricevuto da Sovran, finisce in vantaggio per 2-0 con il vantaggio di Finotto al 12esimo, ben servita in profondità con la giocata di Gallo che ha evitato il portiere Biondi, ha servito la porta vuota, messo in rete. Al 21esimo raddoppio, ancora Gasci a ispirare in profondità per Finotto che ha battuto il portiere, tutto per la seconda rete. Poi grande occasione per Piemonte pochi minuti dopo al 3-0, è arrivato al 38esimo un gol sensazionale in rovesciata al volo da parte di Gasci. Ricordava la rovesciata famosissima di Rooney contro il Manchester City. 3-0 per il Portogruaro, unica occasione per il Le Torri al 44esimo, la punizione centrale di Antonucci. Dunque ci rivediamo tra una decina di minuti circa per il secondo tempo, mentre come ricordiamo sta perdendo l'Isera a Fortefranco. Giovane come te, Vicino alla vecchia mamma. guarda che mi chiamo Paolo Vistano. Andrea, l'audio a casa si sente con lei. Sono così. Ancora verde. C'è un... No, rispetto alle altre volte non c'era. C'è qualcosa. Dai un occhio se c'è qualcosa. Sono riservo. Aspetta, rimetti il schema. Pronto, vai. Una carnistina e Venezia. Cristina non c'è. Venezia no. Inter quando sta?
Franco allora, eh? Stiamo anche Ancora? non c'è casino di solito perché come in panchina c'è più casino, perché manca a me casino. Cioè, quello che ormai questo l'abito lo butti fuori. Gli fai i commenti all'abito, fa il terzo relatore. Dino, tu fai assistente? Io sono il caos. Ma lo sai che... Ma voi lo sapete che... Ma voi lo sapete che io non ho più dormito nella capsula? No? Ah no? Mi hanno rimborsato perché in pratica sono andata aspettando A quale? tutto quanto anche perché A quale? Leone? E l'altro di Veci. se allora alle 4 Non è Veci. scarico Allora è gemelli. Ma hai detto che è Veci? Da sola per la carne, sì. Ma non è detto che è Veci. Può essere solo la Veci. Metti la capsula con la campana. no, l'ho fatta, mi avevano fatta, guarda che sono da lì, e poi mi diceva, capsule complete. Ho chiamato tutto l'azienda che compra delle capsule, mi fa, guarda, sono problemi terminali, ma non mi ricordo perché lei l'ha acquistato, però ovviamente non c'è la capsula, perché proviamo subito a che cosa. Ma io mi sa che Mario!
Sì, ho detto, mi sono dicendo Ristano, sono andato qua, una mangiatoia. A Ristano avevano fame. Poi cambia poco questo giorno, ma se nel campo avevano fame, quindi vediamo spogliatoio. Perché non è scontato quello dopo aver perso in casa. Non è scontato quello. Scaldamento, sembrava i cani rabbiosi che la bava a poco. Però c'era un entusiasmo. L'audio originale è bellissimo. L'audio originale è bellissimo. Si sente. Sai che una moglie Sì, credo sia un problema del microfono. Sì? Speravo che mi si cambia via. Provo a vedere come. Prova, prova. Pensavo che si è visto un canottiere. Perché mi ha chiamato il mio fan e mi ha detto che non si sentiva. Non è che si sente come fosse un reverbero. Non so il motivo, perché non è eco. Sì, perché non funzionava E togliti la no, il problema è il microfono, non andava il microfono. Lui sì, perché è uguale alle altre volte. Buongiorno. Ciao, ciao Gianluca. Ritorniamo in diretta. Ripartirà dunque dal 3-0.
per il Portugallo che in questo momento sarebbe terzultimo e fuori dalla zona retrocessione. Però c'è ancora 4 gare da giocare. Prossima partita per le Granata in casa del Vittorio Veneto. Stadio, il glorioso stadio Barison. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Qualche problema, uno scarpino sembrerebbe. Tra poco si potrà dire. Nessun cambio per le due formazioni che sono rientrate in campo esattamente come erano uscite. Vedremo cosa sceglierà mister Morettin, ma anche mister Sartori, due allenatori con grande esperienza alle spalle. Nel frattempo Nubiscure si stanno presentando dalle parti del Mecchia, con anche un vento che si sta alzando. Vedremo se terrà fino adesso il bel tempo che ha caratterizzato questo inizio di partita. Oh, le nuvole nere promettono. Vedremo. Il Portogallo ha ricominciato sempre avanti, come aveva cominciato. Ed è in vista un cambio. Entra Bonvicini proprio dopo un minuto dall'inizio del secondo tempo. Bonvicini che entrerà al posto di Miotti, che appunto l'aveva sostituita dall'inizio. Bonvicini dunque capocannoniere delle Torri, mandate in campo per provare a pareggiare, a ristabilire l'equilibrio in questa partita. Intanto però c'è calcio di punizione, si dispone tra l'altro proprio dove giocava Miotti. Bonvicini può giocare anche da punta centrale, la numero 21 Vicentina. Volpatti, Furlanis, Sovran. Anche il Portogallo non ha cambiato nulla come formazione. L'unica modifica rilevante è lo spostamento di Finotto e Spinelli, che si sono invertite. Ora Finotto gioca a destra, Spinelli a sinistra. Questo inizio di secondo tempo. Comacchio deve rinviare lungo, smistando una situazione che poteva diventare pericolosa. Gasci. Sovran porta su il pallone, cercava ancora Furlanis. Serie di intercettazioni a centrocampo. Lancio che ora perviene ad Antonucci, che gira lungo. Lottano Chiarot e Sambugaro. Ora Gasci guarda avanti, il pallone però per Finotto non è preciso. Rama può controllare. E l'inversione appunto da parte di Finotto e Spinelli comporta anche un cambiamento per quanto riguarda i duelli, perché ora appunto Finotto se la vedrà con Rama, che aveva dato filo da torcere a Spinelli in primo tempo. Ora attenzione però alle Torri, che si tende con Magnabosco, la conclusione, recupera però Bonvicini a centro area. Volpatti si è opposta murando il pallone, ancora Magnabosco però, vertice dell'area di rigore. Su di lei c'è Patriarca, che esce addirittura col pallone. Gasci protegge però l'uscita Bonvicini, rimessa laterale. Ne è entrata Bonvicini, tanta voglia di incidere. Rimessa laterale, battuta da De Gregori in profondità. Magnabosco, si ripete il duello con Patriarca, è lei l'ultima a toccare. Rimessa laterale per il Le Torri, che ha cominciato questo secondo tempo avanzando con tutta la squadra. Vedremo come influirà sulla partita l'innesto di Bonvicini con la fascia destra.
anche contando che Patriarca finora non ha corso grossi pericoli. Va a battere la rimessa capitano Urlando. Rimessa lunghissima, quasi rugbistica. Colpo di testa di Chiarot a centro area, l'acrobazia da parte di proprio Bonvicini. Primo squillo al quarto minuto. L'acrobazia di Bonvicini che ha provato a imitare quella di Gashi, ma non ha trovato la porta, lo specchio della porta. Sembra essere entrata bene in partita Bonvicini. Ora però il Portogruaro. Profondità per Finotto. Rama non riesce a contenerla, ma Dalmolin perfeziona in rimessa laterale. Si ripropone dunque la manovra del Portogruaro. Non vediamo scaldarsi nessuno in questo momento per tutte e due le panchine. Sovran sulla destra, centro Finotto di prima. Può puntare Furlanis che passa bene sulla destra, va giù, azione simile a quella di settimana scorsa quando Furlanis aveva conquistato un calcio di rigore. Stavolta giallo per il numero 7 Rama, primo minuto della partita. Ha bisogno anche delle cure dello staff medico Furlanis. Tania Finotto la vediamo accorrere in soccorso di Giorgia Furlanis. Gioco fermo, si ripartirà con un calcio di punizione per il Portogruaro dal limite dell'area di rigore. Potrebbe essere pericoloso. Portogruaro che nel primo tempo ha collezionato 3 calci d'angolo, ma in nessun caso è riuscito a trovare dei colpi di testa risolutivi. Ricordiamo che Moreno Morettin ha in panchina diverse giocatrici che potrebbero entrare in modo decisivo in partita. Una su tutte Battagliotto, che sarebbe al ritorno primo minuto, ha bisogno di minuti di partita. L'esperta giocatrice classe 93 Granata, vedremo se la farà entrare Moreno Morettin. Al momento comunque Portogruaro con la partita in mano. Ora calcio di punizione, diverse giocatrici in area, battuta corta, attenzione a Furlanis, perde l'attimo dietro per Patriarca. Volpatti deve girarsi, non trova però la conclusione decisiva. Volpatti che aveva già segnato tra l'altro nella partita di dicembre 2019, aveva segnato in terra vicentina, gol che aveva sbloccato la gara. Finì 3-0 quella volta per il Portogruaro. Era eccellenza, ci si giocava la vetta della classifica. Questa volta ci si gioca la salvezza, ma sono comunque trofei importanti. Attenzione ora Spinelli. Spinelli si accentra, prova la conclusione del giro col destro, conclusione che è stata rimpallata. Lei Torri che prova a ripartire, controllo difficoltoso ma riuscito da parte di Urlando che non trova però Bonvicini. Gashi, subentra Spinelli che si propone, Gashi però si accentra, si spostano diverse giocatrici, 1-2 con Gallo. Di prima Spinelli, spazio per lei, comincia a riempirsi l'area del cross però è murato da Dalmolin. Gashi controlla con calma il Portogruaro. Pericoloso però questo passaggio. Patriarca evita l'intervento di Bonvicini ma non quello di Urlando, che lancia in profondità per Sambugaro, ma Chiarot pulita nell'anticipo, pallone tra i piedi per lei, finta e tocco per Patriarca. Ne è uscita bene qui Chiarot. Piemonte, centrocampo non riesce a mantenere il possesso del pallone, allora può partire Calandra. Calandra arriva al limite, il tocco dentro, Volpatti chiude, ancora Calandra. Attenzione a Sambugaro, Bonvicini in mezzo, ancora Chiarot, sicura, rinvio che però raccoglie Urlando, che prova questo lancio in profondità, diventa un tiro, non trova nessuno comunque. Squilli, segnali da parte delle Torri con gli impulsi da parte delle sue giocatrici principali. Urlando, hanno entrato vicini, anche Sambugaro. Ora Gallo sulla parte opposta prova a divincolare sulla fascia, gran numero, entra Gallo in area, pallone per Piemonte, che gol, che bella azione
Rebecca Piemonte, 4-0 per il Portogruaro. Azione fluida del Portogruaro, quasi da PlayStation. Sulla destra Gallo ha evitato l'intervento di un difensore, poi rientrando ha visto accorrere al centro Piemonte, che aveva già avuto un'occasione nel primo tempo, ma questa volta è stata precisa e ha trovato il 7 e ha battuto Biondi che nulla poteva. 4-0 per il Portogruaro, abbraccio tra Piemonte e Gallo. Altro assist da parte di Valentina Gallo, punta centrale generosissima, e primo gol in campionato per Rebecca Piemonte. Abbraccio di tutta la rosa granata alla numero 2. 4-0 per il Portogruaro, partita che si mette sui binari delle ragazze di Mister Morettin. Chiarot gioca orizzontale su Patriarca, partita che adesso rischia di diventare un monologo delle Granata. Patriarca, altro lancio lungo, doppio intervento. C'è però Rama che lancia a lungo, un po' la cieca. Chiarotta ancora, manca il pallone, attenzione alla difesa. Spinelli può andare da solo Spinelli, 1 contro 1 con la sua diretta marcatrice. Rientra Spinelli in area, Spinelli prova al destro, Murata mantiene però il possesso della sfera. Calcio punizione alla fine fischiato a favore di Spinelli. Fuggita sulla fascia di destra, aveva provato ad accentrarsi. Si alza ancora il vento sul Mecchia, stanno cadendo addirittura i cartelloni pubblicitari di bordo campo. Questo per farvi capire l'intensità del vento che sta soffiando sul Mecchia. Sembra la premonizione di un imminente acquazzone. Attenzione adesso all'avanzata delle Torri, viene fermata però Sambugaro dall'uscita precisa di Comacchio. Ora al pallone tra i piedi il Portogruaro. Patriarca, Piemonte, Gasci non riesce stavolta a controllare. Comunque applausi per un Portogruaro di grande concretezza. Portogruaro che segna ancora 4 gol, come la settimana scorsa in Sardegna. Iniezione di fiducia per le ragazze di Mister Morettin. Addirittura 8 gol in 2 settimane. E questa è una partita che può cambiare il campionato del Portogruaro. Portogruaro che è stato bravo come squadra, come gruppo, a non disunirsi nel momento più difficile, ovvero sia a ridosso delle 2 sconfitte per 9-0, 9 gol subiti da Cortefranca e Brixenobi, e poco dopo, una settimana dopo, la sconfitta in casa contro l'Isera. Ricordiamo che le 2 sconfitte per 9-0 erano state intervallate da una sconfitta in casa con la Triestina. È stato bravo, dicevamo, il gruppo a ricompattarsi attorno a Moreno Morettin, e ora si gusta la vittoria a Oristano. È una vittoria che si sta approssimando qui al Mecchia. Ricordiamo che sarebbe la prima tra le mura di casa per le Granata, che fin qui avevano fatto un solo punto tra le mura del Mecchia. Scende Finotto sulla destra, ha spazio per andare al traversone, deviato, calcio d'angolo, quarto della partita per il Portogruaro. Totale controllo della gara. Si scalda anche Battagliotto, che sarebbe al ritorno, come dicevamo, in campo dopo la partita contro la Triestina, quando appunto si scaldò ma non entrò in campo. Calcio d'angolo ora per il Portogruaro, lo va a battere Finotto stavolta, non Furlanis. Si piazza al limite dell'area, ci sono in area Gallo, Spinelli, Patriarca, Chiarot, anche Gasci. Cross in mezzo, direttamente in porta, rischia. Sarà calcio d'angolo dalla parte opposta. No, è caduta Gasci, è riuscita a colpire il pallone di testa ma non abbastanza da direzionarlo in porta. Stavolta va Furlanis a battere il calcio d'angolo.
Portogruaro che ora può divertirsi con giocate provate anche in allenamento. Si stacca Gashi, può andare Furlanis, solite giocatrici in area, traversone di Furlanis, è in porta, gol olimpico per Giorgia Furlanis, ha fatto gol direttamente da calcio d'angolo, gol da libero, gol da romanzo di Giorgia Furlanis, che ha sfruttato l'effetto anche del vento. Come dicevamo, era salito il vento e Giorgia Furlanis ne ha astutamente approfittato. Gol da calcio d'angolo, ci aveva provato diverse volte nelle ultime uscite e Giorgia Furlanis riesce a segnare gol olimpico come quello segnato dall'Uruguay negli anni 20 alle Olimpiadi. 5-0 dunque. Festa del Portogruaro al Mechia, mai segnati 5 gol in una sola partita. Vittoria record per le Granata in Serie C. Ora Finotto, dilagano le Granata, Spinelli, un po' lungo il pallone per lei, vediamo, non ci arriva, non fa in tempo a tenerlo in campo Spinelli. È una squadra in fiducia il Portogruaro. Gashi chiama le sue compagne ad avanzare, non sono sazie di gol le Granata. Lancio in profondità di Biondi, Bonvicini aveva dato qualche lampo una volta entrata la numero 21, ma i gol di Piemonte e quello di Furlanis hanno chiuso la gara. 5-0. Monologo delle Granata, tocca Furlanis, Piemonte, poi Gallo al limite, controlla, pensa al tiro per un attimo, poi cerca Finotto. È una buona idea questa di Gallo, sta agendo da regista offensiva la numero 9 Granata. Sta girando tutto bene quest'oggi le ragazze di Mister Morettin. Iniezione di fiducia, questa vittoria proprio quello che ci voleva. E Granata che settimana prossima faranno visita al Vittorio Veneto. Anche quella sarà una partita importante contro un avversario apparentemente già sazio a livello di classifica. Vittorio Veneto che ha raggiunto senza particolari difficoltà la salvezza, però c'è da vendicare la sconfitta per le Granata, partita nel girone d'andata 1-0 qui in casa, e invece appunto Portogruaro che dovrà cercare di mettere il maggior margine possibile adesso che è terzultima Isera, sia perché l'Isera deve ancora riposare, ancora scontare il proprio turno di riposo, sconterà nella penultima giornata, ma soprattutto perché nell'ultima partita l'Isera giocherà in casa con l'Atletico Oristano. Portogruaro che invece affronterà l'Unterland Damen negli ultimi 90 minuti della stagione. Le due squadre, come anche ha dimostrato la vittoria delle Granata la settimana scorsa, è senza l'avversario delle Granata. Ora Gashi col pallone tra i piedi, Furlanis può provare il destro, pallone che si spegne fuori. Giocate sullo stretto tra Gashi e Furlanis, che nel tempo hanno avuto il monopolio del palla al centrocampo. Che oggi ricordiamo deve fare a meno esperta Chetti Daltoè. Qui Magnabosco prova a proteggere il pallone, profondità ora per Magnabosco, corre su di lei Finotto. Ora il cambio di gioco a cercare Bonvicini in area, attenzione, fallo di Gashi, probabilmente sarà calcio di rigore, fallo ingenuo qui, rigore usato da Gashi per fallo su Bonvicini, e l'arbitro non ha avuto esitazioni. Bonvicini che stava proteggendo il pallone
lancio a cambiare il gioco da parte di Magnabosco. L'intervento da parte di Gashi era fuori tempo, ha preso in pieno la numero. Ci ricordo di cui si incarica De Gregori, la battuta è fuori. Anzi, non era De Gregori, ci scusiamo. Non era De Gregori, bensì Sambugaro. Palla che è uscita. Sbaglia dunque Sambugaro. Non sta girando. Nomi cambiati dalla società del patron Colombo. Portogallo in avanti, Finotto, rientro, sinistro, Spinelli, sotto porta, non trova la deviazione. Spinelli sta assumendo un ruolo da protagonista in questa partita. Nel primo tempo, ora di sinistra nel secondo tempo, sta ricevendo diversi palloni. E sta dimostrando a mister Morettin che può giocare da titolare. Ora il rilancio, un po' sbilenco da parte di Urlando. Cerca Bonvicini, rimessa laterale per il Portogruaro. Finotto tagliando da destra, aveva offerto un assist a Spinelli, molto simile l'azione rispetto a quella che una settimana fa portò al gol di Finotto, lo scadere. Ancora Portogruaro. Finotto fa correre Sovran che si distende bene. Sovran mette in mezzo basso, rinviato il pallone, però rimane ancora in gioco Rama. Lancia lungo però sono solo maglie. Con calma Volpatti su Magnabosco. Sovran saltata da Antonucci, rimessa la per il di questo nome. Granata l'anno scorso, assunto a partire dal 2016, prima a Trieste, prima sono stati il seguito dell'avventura femminile del Vicenza. Ora appunto un ritorno alla descrizione di Le Torri, che come avevamo detto già nel 2008 era presente come Prix Le Torri Rosa. Ritorno anche dato che c'è stato anche un rientro sul campo di Lerino, la frazione di Lerino. Rilancio qui in profondità, cercare Bonvicini, 1 contro 1 con Patriarca. Bonvicini ce la sta mettendo tutta e nel frattempo si prepara per il Portogallo. Sta per entrare Battagliotto, rientro quindi in campo per Battagliotto, minuti importanti per lei. Nel frattempo Chiarotta rilanciato, rimessa laterale, vediamo se arriva il momento di Battagliotto. Non ancora. Messa laterale battuta adesso, Bonvicini, 2 su di lei, anche Gashi. Calcio d'angolo per il Le Torri. Forse anche un po' sgombra, si proietta in avanti. Adesso calcio d'angolo sul 5-0 per il Portogruaro. Calandra si incarica del calcio d'angolo.
diverse giocatrici abili nel colpo di testa in area, urlando anche Bonvicini. Parte il traversone di Calandra, proprio il colpo di testa di Bonvicini, anzi urlando aveva colpito di testa. Capigliatura simili per le due. Altro calcio da... Vediamo, eccolo il momento. Autrice di un gol del 4-0 che ha chiuso la partita. Entra Anna Battagliotto, vedremo come si schiererà. Battagliotto può giocare da ala. Ritorno in campo di Anna Battagliotto, momento importante anche per quello che potrà dare la numero 16 Granata nelle prossime partite. Elemento di Battagliotto. Ora però calcio d'angolo per si ripartirà con un rinvio per la difesa. Vediamo, non ci sono invece cambi in vista per le Torri. Vediamo anche tra l'altro sulla panchina del Portogruaro Durigon scaldarsi. Potrebbe entrare anche lei di qui a poco. Patriarca inquadrata, arrivata a marzo dal Prata, si sta ritagliando un ruolo da titolare. Non è ancora il momento però di far ripartire il gioco. Sarà dunque rilancio lungo. Elena Comacchio, graziata prima da Sambugaro che ha calciato fuori il penalty. Non è il primo penalty sbagliato, anche all'andata ne sbagliò uno le Torri. Ora però Portogruaro, Spinelli si accentra sulla fascia opposta. Finotto, palla buona per lei. Attenzione a Finotto, carica il destro, palla che ritorna al centro, urlando lo raccoglie sulla lunetta e serve Calandra. Lancio in profondità a cercare Sambugaro, corrono lei e Volpati che però arriva prima. Lotta tra le due giocatrici con però Volpati che la meglio. Patriarca ha chiuso tutto. Bonvicini. Patriarca protegge qui il pallone. Via di Volpati, colpisce in pieno. Bonvicini, rimessa tra le per il Portogruaro. Prossima partita dunque, diciamo, per il Portogruaro sarà contro il Vittorio Veneto. L'Isera se la vedrà in casa, in Trentino, contro il Padova. Mentre invece nella 24esima giornata Portogruaro arriverà in casa per il derby molto difficile contro il Venezia, mentre l'Isera se la vedrà anch'esso in un derby, però un derby del Trentino Alto Adige contro il Brixen Obi. Queste le prossime due partite e ricordiamo, questo ci fa molto piacere, dal 1° giugno riaprono gli stadi al pubblico, ovviamente con delle limitazioni che tutti conoscerete, limitazioni appunto di distanziamento, uso della mascherina, ma c'è di nuovo la possibilità di popolare le strutture come anche il Mecchia. Dunque il derby della 24esima giornata contro il Venezia sarà visibile dal vivo direttamente qui al Mecchia. Molto importante l'apporto dei tifosi che in questi mesi è mancato. Nel frattempo le Torri è in avanti sulla fascia di sinistra, lancio in profondità a cercare, vediamo Sambugaro, prova a girarsi, Sambugaro in area, cerca il tocco arretrato per il tiro a giro da parte di Antonucci che non trova però lo specchio della porta. Occasione ancora, il 28esimo. Mentre sgombra le Torri, ha raccolto diverse occasioni, tra cui anche il rigore fallito da Sambugaro. Antonucci qui non ha trovato con il destro a giro, non ha trovato la porta di Comacchio. Si è fatta sentire nelle vicentine l'assenza di Daltoè e anche quella del primo minuto di Bonvicini che da quando è entrata ha fatto sentire la sua presenza. Ora attenzione, vediamo se Gallo in posizione regolare. Fuori gioco, fermato l'azione, direttore di gara chiede spiegazioni. Gallo, si meriterebbe il gol, la numero 9.
dopo aver servito 2 assist nella sua partita, quello a Finotto e quello a Piemonte, e dopo aver giocato molto spalle alla porta e di sponda per le compagne. Comunque prestazione positiva da parte di tutte le Granata in campo. Granata che hanno messo subito in discesa la partita con il gol di Finotto, gara che si è ulteriormente indirizzata con il 2-0 sempre di Aurora Finotto, 7 gol in campionato per lei. Finotto che diventa così miglior marcatrice della squadra di Mister Morettin, e dunque campionato che può cambiare dopo oggi. Marica Chiarotto qui protegge la rimessa laterale, Patriarca si prepara a batterla, Furlanis anche lei ampiamente sopra la sufficienza, e non solo per il gol, tanti suggerimenti, molta affidabilità lì al centro del campo, nonostante il Portogruaro avesse diverse assenze, come dicevamo, la lungodegente Nodale, ma anche Spollero che oggi parte dalla panchina, Novellino per squalifica, e Furlanis e Gashi hanno dato grande prova oggi al centro del campo. Nel frattempo ulteriore motivo per festeggiare per i tifosi del Portogruaro: sta vincendo il Cortefranca per 5-1 contro l'Isera, gara virtualmente chiusa anche in terra lombarda. 5-0 qui al Mecchia, 5-1 a Cortefranca. È la giornata del Portogruaro che è sempre più fuori dalla zona di retrocessione. Ora Finotto parte il traversone in mezzo, deviazione in calcio d'angolo, sesto calcio d'angolo del Portogruaro di tutta la partita, segnale ulteriore di una gara dominata dal primo minuto, se non fosse già eloquente il risultato. 5-0 quando arriviamo allo scoccare del 30°, ultimo quarto d'ora di questa partita. Calcio d'angolo che va a battere Finotto, area a folta, vogliono tutte segnare le giocatrici del Portogruaro. Parte il traversone, colpo di testa di Battagliotto, doppio, e non trova poi la rete. Poi la deviazione è proprio di Gallo che trova il gol meritatissimo dopo diversi assist. È il 6-0. Valentina Gallo, lei scrive la festa Granata, secondo gol in campionato, secondo consecutivo per Valentina Gallo al 30° e 6-0 per il Portogruaro. E l'avevamo detto, se lo merita questo gol al numero 9 Granata dopo 2 assist, tanto lavoro. E l'ho trovato in mischia dopo un colpo di testa di Battagliotto. 6-0 Portogruaro, fine del primo set al Mecchia. E dunque 6-0, vittoria larghissima del Portogruaro. Anche l'andata aveva vinto 4-0, formazione Granata. All'epoca ci fu una tripletta di Feletti. Questa volta è anche un gol di Finotto. Questa volta sempre gol di Finotto, ma anche reti da parte di tutto l'attacco Granata. Dicevamo Piemonte, Gallo, anche però Gashi, una meravigliosa rovesciata. 6-0 Portogruaro, che festa per le ragazze di Moreno Morettin. Comunque va dalla stagione, un segnale di vitalità e 2 settimane da ricordare per il pubblico e per le ragazze del Portogruaro femminile. Bonvicini, recuperato però Furlanis, che partita di Furlanis. Spinelli non riesce a passare questa volta, ancora Furlanis che recupera la sfera, centrocampo, recupera Bonvicini. Bonvicini punta a Patriarca, prova a passare, ma Patriarca è precisa e con la punta la mette in rimessa laterale. Nulla da fare per la squadra di Mister Sartori.
allenatore molto esperto, Sartori, dal 2015 alla guida del Montecchio Le Torri, insomma, ha cambiato diversi nomi, come dicevamo, la società del presidente Colombo. Tocca all'indietro dove c'è solo Furlanis, può partire il contropiede del Portogruaro, troppo lungo però il servizio per Gallo, ultimo uomo dal Molin. Biondi al rinvio, si è anche placato il soffio del vento. Biondi con il rinvio, è dovuto uscire molto dalla sua porta, urlando a centrocampo. Ritmi ormai da amichevole in questo secondo tempo, risultato ampiamente acquisito. Patriarca tocca dietro per Comacchio, deve giocare coi piedi e gioca bene per Chiarot. Avanza lei, può andare però il Le Torri, calcio di punizione per le ospiti. Ha fatto fallo Chiarot con un colpo di mano. Calcio di punizione dunque di cui si incarica urlando. Punizione, una delle ultime possibilità. 10 minuti al termine di questa gara festosa per il Portogruaro. Si scalda tutta la panchina granata, probabilmente anche girandola di cambi finale per dare minuti le ragazze partite dalla panchina quest'oggi. Batte urlando, pallone nel mezzo, colpo di testa di Bonvicini, non la tocca nessuno. Comacchio può bloccare, fa salire le sue compagne, aspetta appunto che si posizionino sul terreno di gioco. Ecco il rinvio di Comacchio, anticipo di Rama su Finotto. Calandra rischia qui, Rama sull'assalto di Finotto mantiene il pallone. Ancora Calandra, Spinelli è tornata al centrocampo e recupera il pallone. Spinelli, leve corte per lei, serve bene Gallo, sulla parte opposta c'è Finotto, invece cerca Battagliotto, lancio di Gasci. Ora Spinelli, pallone per lei, spazio per provare la conclusione che parte, c'è Battagliotto che non riesce a ribadire in rete. Altra occasione per il Portogruaro. Dalmolin lancia a lungo, Chiarot anche lei molto sicura quest'oggi nelle giocate difensive, lancio in profondità, protegge la difesa laterale Gallo. Rimessa laterale per il Portogruaro. Moreno Morettin, paradossalmente da quando è diventato il primo allenatore del Portogruaro ha visto segnare la sua squadra tantissimi gol, lui che era un portiere. Attenzione però al lancio di Gasci che cercava uno tra Battagliotto e Finotto, non ha trovato nessuna delle due alla fine. Suggerimento interessante. Dicevamo Morettin che in carriera è stato un portiere, ha giocato per diversi anni nelle squadre del territorio, Concordia, Gruaro, Vigor soprattutto, e da quando è diventato allenatore del Portogruaro, titolare allenatore del Portogruaro, la sua squadra si è messa a segnare a più riprese. Chiarot, ricordiamo che anche nella partita contro l'Isera, pur finendo a secco, non aveva segnato in quell'occasione il Portogruaro, ma erano state diverse le occasioni raccolte. Gasci, e ora ovviamente un rientro si spera stabile da parte di Battagliotto può dare ulteriori garanzie in avanti alle Granata. Stagione tutta da seguire, con il sorpasso del Portogruaro in coda che si approssima sempre di più. Nel frattempo si sta preparando anche Giada Sovran con il numero 14, che dunque andrà a fare compagnia a sua sorella in campo. Gasci alza il pallone con lo suggerimento profondo, Finotto dentro per Battagliotto che arriva in anticipo, salta Biondi, ma è grande l'intervento del portiere delle Torri che nega il gol a Battagliotto. Buono suggerimento di profondità di Finotto. Ora altra situazione pericolosa con Biondi, due tempi. Finotto che aveva mandato in porta con i tempi giusti Battagliotto, ma appunto Biondi è stata efficace nell'opporsi.
Festa del Portogruaro. Palleggia a centrocampo Gashi. Urlando ora rincorre tutti, perde anche la scarpa Gashi. Oggi Gallo molto bene di prima. Attenzione al palleggio di Battagliotto. Fermata in questo finale. Urlando. Profondità. Folpate addirittura con tutto fermo stavolta. E adesso è arrivato il momento di altri due cambi. 39esimo del secondo tempo. Ingresso appunto di Giada Sovran. Posto di Finotto. Da parte di tutti i presenti. Esce anche Gashi al suo posto. Gon Gashi. Impresa. Ti cercavo. La tribuna da parte di Gashi al momento dell'uscita. Si scherza anche in questo finale per il Portogruaro, campionato che può cambiare di segno dopo oggi con il solo da ufficializzare. Palleggio per Battagliotto. Nonostante una partita molto complicata per esce bene. Con sapienza da parte di Furlani e sempre di profondità. No, fuori gioco. Forse numero 11. Sta per arrivare anche il momento di chi? Forse Piovesan, forse Luque. Arrivato il momento, entra Piovesan. È il momento di Gallo. 43esimo standing ovation meritato. Al suo posto entra Lucchetta. Dentro anche Piovesan, dicevamo. Piovesan fuori, Furlanis, una delle protagoniste della partita, con i suggerimenti, una buona condizione di palla a centrocampo, ma soprattutto con il gol direttamente da calcio d'angolo. Cose mai viste quest'oggi al Mecchia. Gol in rovesciata, gol da calcio d'angolo, Luna Park totale. Anche contando che il Portogruaro non aveva mai vinto in questo campionato in casa. L'unica vittoria risaliva alla Coppa Italia. Erano state le vittorie appunto contro il Le Torri e contro il Vittorio Veneto. Però mai al Mecchia, che si giocò una volta a Giussago, un'altra volta a Sumaga di Portogruaro.
Questa è la prima vittoria storica in casa al Mechia da quando il Portogruaro è in Serie C, ed è la vittoria che rilancia il Portogruaro in chiave salvezza. Domenica da ricordare per le ragazze di Mister Morettin. Ora dentro anche Lucchetta e Piovesan. Lancio lungo, stacca ancora Chiarot. Comunque Portogruaro che nonostante tutto non ha mai smesso di giocare al massimo. E anche salvezza che sarebbe storica. Calcio d'angolo per il Lettoria, il quarto in questa partita, tutti raccolti nel secondo tempo, quando scocca il 45esimo. In questo istante è finita a terra, probabilmente Sambugaro. Di rigore, e dunque altra occasione per il Le Torri. Addirittura c'è bisogno dell'intervento dello staff medico. Colpo di scena finale darebbe il giusto la giusta soddisfazione anche alle Torri, che nel secondo tempo, appunto anche con l'innesto di Bonvicini, è un po' avanzato. Cercherebbe dunque il gol della bandiera. Vedremo se batterà ancora Sambugaro, come è accaduto in precedenza, perché Sambugaro appunto è rimasta a terra, non si è ancora rialzata. E poi per Sambugaro, calcio di rigore dunque al 46esimo. Bonvicini, destro e gol. 6-1. Bonvicini segna così il suo quarto gol in campionato. 6-1. Rigore stavolta ha cambiato angolo rispetto di Sambugaro che aveva tirato cercando l'angolo alla sinistra di Comacchio. Invece Bonvicini ha cercato e trovato l'angolo alla destra del portiere Granata, che non si è neanche buttato. Finisce qui la vittoria del Portogruaro per 6-1. Vittoria decisiva per il Portogruaro, che in questo modo, ora attendiamo la conferma anche del risultato da Cortefranca, ma appunto dovrebbe essere sicura la vittoria delle lombarde. Dunque Portogruaro che supera l'Isera, si porta a 13 punti, supera l'Isera che rimane a 11, esce dalla zona retrocessione. La settimana prossima sarà impegnato contro il Vittorio Veneto al Barison. Salvezza tutta da vivere nella Serie C femminile. 5-1, sì, vi confermiamo, è ancora così. A Cortefranca non è ancora definitivo, mentre invece la SPAL ha vinto contro il Vittorio Veneto. Ormai è un discorso a due tra SPAL, anzi no, SPAL non più, ma un discorso a due tra Isera e Portogruaro, la salvezza. Ricordiamo brevemente i gol. Finotto, 2 volte Finotto nel primo tempo, poi la rete di Gasci in acrobazia. Dunque nel secondo tempo il 4-0 di Gallo. Furlanis da calcio d'angolo per il 5-0 al 14esimo e 6-0
di Gallo in mischia che ha ribadito in rete una conclusione di testa di Battagliotto. Il 6-1 è stata la rete segnata nel recupero da parte di Bonvicini. 6-1 per il Portogruaro. Dunque corsa salvezza ribaltata. Una buona domenica da Davide Gasparotto e un ringraziamento ad Andrea Ruzza per l'accoglienza su questo canale YouTube per le riprese. Vittorio Bello è in difficoltà, insomma. Ha perso con la spalla. E poi ci ha battuto qui.